Ciao a tutti ragazzi, è qui un tutorial su Pixar, cioè questo non è un tutorial, cioè sì, è una specie di tutorial, ma vabbè. Allora andiamo su PixArt. Aspettate. Ok, quindi andate su questo qua trasparente, poi andate su adesivo. Poi dovete scrivere freccia computer e vi usciranno queste qua. Ora scelgo una a caso, metto tipo questo, non lo so, ora vedo, metto questo. E niente, mettiamo che si carica. Ok, io l'ho allargata un pochino. Poi dopo che si è fatto così, andate su questa freccetta che vuol dire esatto. Andate su ritaglia. Fate persona, anche se non è proprio persona, però vabbè, ha capito. Comunque aspettiamo che si carica. Ok raga, ho scoperto che non dovete fare persona, dovete ritagliare proprio voi. Comunque mettete quella freccia che vuol dire che appunto dovete salvare. Quando schiacciate la freccetta vi uscirà galleria e voi cliccate nella galleria. Quando esce scritto salvate nella galleria potete anche togliere e appunto andate Twilight Motions. Poi cliccate il più che c'è qua per creare un nuovo progetto. Poi cliccate crea progetto e vi uscirà tutto questo. Andate sul più che c'è qui in basso a destra, poi cliccate immagini video, visualizza tutto, poi prendete appunto questo coso qua. Questo mouse, ma noi non dobbiamo prendere un mouse, ecco, noi non dobbiamo prendere le foto. Ma cosa sto facendo? No, comunque scusatemi, scusate, mamma mia. Comunque prendete questa foto qua, cioè non è una foto però vabbè, fate così, la aggiustate appunto come volete. Ok, fate più piccola però vabbè, cioè così penso che va bene. Comunque fate qua livello duplicato che ne farà 2. Poi dovete cliccare qua e dovete mettere qua così. E poi dovete, in pratica, dovete mettere il colore verde, cioè è questo però va bene, e deve essere anche questo verde qua, no basta, questo qua, ok, e sarà così. Spero di esservi stata utile. Poi ovviamente mettete sempre immagini video, mettete il mouse, se è troppo grande non fa niente, poi vabbè, lo rimpicciolite, ecco. Poi fate sposta e trasforma e appunto mettete il rombino e poi un altro rombino qua, poi mettete un altro rombino qua, sempre qua, poi sempre qua e continuate poi alla fine. No, cosa ho fatto? Ok. E no! Madonna. Poi andate sempre qua. E poi continuate fino alla... No, perché faccio queste cose? E poi alla fine mettete sempre il rombino e lo so, se va un po'
un po' veloce, appunto dovete allargare un po' tutto e dovete mettere più piano i rombini qua, così un po'. Togliete un po' rombini se va troppo veloce. E niente, così andrà. Però quando si toglierà appunto la foto e il coso, dovete fare questo qua, che farà sempre così, e questo sempre qua, che farà normale. Spero di essere stata utile. Ciao!